Martedì 11 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi naturalmente vedremo gli ultimi commenti sui risultati elettorali, poi la Coldiretti, nostra ospite dopo una settimana di protesta a Palermo, e ancora il festival in ricordo di Troisi a Salina. Ma cominciamo con rapidamente l'esito del voto. L'Italia è più forte in Europa, 8 siciliani volano a Bruxelles, nessuno della Sardegna, anche se il collegio è delle due isole. Forza Italia è la più votata in Sicilia e conquista 2 seggi che vanno a mister Preferenze Tamaio e a Marco Falcone. L'ex sindaco di Catania Stancanelli doppia Vannacci, fortemente voluto da Salvini. E qui è l'unico collegio dove Vannacci non è stato eletto. Vediamo. Nessun sardo, sono tutti siciliani e saranno 8 i deputati che voleranno a Bruxelles. Date per scontate le rinunce della premier Giorgia Meloni, della segretaria Dem Ellis Line e della capolista Alleanza Verdi Ilaria Salis, sono tutti uomini. Del collegio Isole nessun seggio va a una donna. Primo partito in Sicilia è Forza Italia, manda a Bruxelles, salvo rinunce, Edi Tamaio e Marco Falcone. Con i suoi oltre 121.000 voti, Tamaio è campione di preferenze. Abbiamo fatto un grande risultato proprio perché abbiamo fatto comprendere in maniera perfetta qual è il nostro obiettivo, qual è il nostro percorso, e devo dire che girando la Sicilia molta gente lo ha condiviso. Rimane fuori Caterina Chinnici. 2 seggi conquista Fratelli d'Italia. Al posto di Meloni, che rinuncia in Europa, c'è spazio per Giuseppe Milazzo, primo degli eletti dietro la Premier, con più di 65.000 preferenze, e Ruggero Razza, il terzo più votato. Per il Movimento 5 Stelle, che pur perdendo terreno è comunque il terzo partito in Sicilia, al Parlamento europeo va Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, paladino antimafia, uomo scelto direttamente dal presidente Pentastellati Giuseppe Conte. Ce l'ha fatta anche Raffaele Stancanelli, candidato della Lega, che ha quasi doppiato il generale Vannacci voluto da Salvini. Il Partito Democratico conquista un seggio. Giuseppe Lupo viene eletto nella circoscrizione Isole, arrivando dietro solo a Ellis Line, che gli cede il seggio. L'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando agguanterà uno scranno a Bruxelles con Alleanza Verdi Sinistra se Salis e Mimmo Lucano, come probabile, opteranno per l'elezione in un'altra circoscrizione. Fallisce l'obiettivo Bruxelles-Cateno De Luca, nonostante il buon riconoscimento in Sicilia, con la sua lista Libertà non ha superato lo sbarramento del 4% a livello nazionale. La Sicilia torna azzurra, infatti il primo partito è Forza Italia, il governatore Schifani fra brindisi e fibrillazioni politiche, perché il risultato elettorale apre nuovi scenari alla regione e non si esclude infatti l'ipotesi di un rimpasto. Neanche il tempo di gioire per il risultato elettorale maturato dentro l'alleanza Forza Italia, Noi Moderati, Movimento per l'Autonomia, con l'appoggio esterno della DC di Cuffaro, che cominciano i distinguo. Il dato elettorale nell'isola è in assoluta controtendenza rispetto a quello nazionale ed europeo. In Sicilia vince infatti Forza Italia insieme a Noi Moderati e a tutto il centro della coalizione e supera Fratelli d'Italia, che quindi, seppur in salute, non è più il primo partito. Ma subito l'ex presidente della regione, Raffaele Lombardo, sottolinea il ruolo del Movimento per l'Autonomia, e lo stesso fa Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati. Trionfale invece il commento del presidente Schifani, secondo cui questi dati confermano che il partito è il naturale punto di incontro dei moderati di ispirazione liberale ed europeista, e in una intervista Schifani apre adesso agli elettori che non hanno trovato rappresentanza, ovvero quelli di Renzi e di Calenda. Le conseguenze comunque del sorpasso di Forza Italia a Fratelli d'Italia sugli equilibri regionali sono inevitabili e potrebbero arrivare fino al rimpasto in giunta. Ma è presto per capire cosa accadrà. Ci sarà da sostituire almeno un assessore azzurro, Marco Falcone, che andrà a Bruxelles, e questo aprirà il fronte della discussione. Qualcosa cambierà anche a sinistra, dove il PD si ferma al 14% e viene scavalcato dai 5 Stelle, che altrove stanno dietro. E qualcosa cambierà sicuramente anche alla città di Palermo, dove il gioco dei subentri potrebbe togliere un assessore al sindaco Lagalla destinato al Parlamento regionale, così come Giuseppe Lupo del PD, che va dunque a Bruxelles, potrebbe aprire a subentri anche in Consiglio Comunale. A Caltanissetta, l'unico capoluogo dove si è votato per le amministrative in Sicilia, si va al ballottaggio e ci sarà un derby tra penalisti. Fra 2 settimane, infatti, la sfida sarà tra Tesauro e Petitto, ma vediamo di saperne di più.
Non ha un sindaco al primo turno Caltanissetta, unico capoluogo di provincia chiamato alle urne. 5 candidati, decine di liste hanno frantumato il voto. Bisognerà dunque attendere il ballottaggio per conoscere il nome del primo cittadino. In testa il candidato del centrodestra Walter Tesauro, che con dati ancora provvisori si attesta intorno al 34%, ben lontano dunque da quel 40% richiesto dalla legge elettorale siciliana per essere eletto al primo turno. Seconda, dopo un saliscendi al cardiopalma, l'altro avvocato, unica donna in corsa, Annalisa Petitto, intorno al 30%, sostenuta da 7 liste civiche, fra cui anche il PD, ma senza simbolo. Ce l'ha fatta per una manciata di voti sul sindaco uscente, Roberto Gambino, che sperava di fare il bis dopo essere stato protagonista di un clamoroso ribaltone 5 anni fa al ballottaggio, sconfiggendo con i 5 Stelle il candidato del centrodestra. Neanche l'appoggio di Cateno De Luca è riuscito nell'impresa. In 5 anni il peso dei partiti è cambiato e il vento di Forza Italia soffia forte anche al centro della Sicilia. Lasciamo le elezioni, ci spostiamo a Catania, dove da ieri sono in funzione i semafori, con una parola difficile, TX-Speed, ma insomma sono semafori che rilevano e fotografano le infrazioni, cioè chi passa con il rosso viene fotografato e prenderà la multa, quindi attenti al rosso, vediamo perché. Sono in funzione i semafori intelligenti, bisognerà stare attenti al rosso e non solo, perché bisognerà fermarsi entro la striscia bianca che vedete per evitare la contravvenzione. Il sacrificio di Chiara Adorno, travolta ed uccisa sulle strisce pedonali sul viale Andrea Doria, non è stato vano, perché sull'onda emotiva di quella tragedia il Comune di Catania ha fortemente voluto un sistema di monitoraggio elettronico per salvaguardare gli utenti ed in particolare i pedoni. Da un lato dispiace che devono accadere tragedie per migliorare, però adesso è molto meglio, molto meglio. Oggi ti senti più tranquillo? Sì, abbastanza. La situazione è migliorata parecchio da quando ci sono questi sistemi di sicurezza. Ti senti più tranquillo adesso? Assolutamente. Ecco quindi TX-Speed, in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso. L'innovativo dispositivo, basato su tecniche di computer vision in tempo reale, è attivo tra i viali Odorico da Pordenone, Lorenzo Bolano ed Andrea Doria. Ma io credo di essermi fermato prima, perché? Perché lei ha oltrepassato la striscia bianca, quindi ci posso mettere qua. Quindi potrei prendere la multa? Bisogna stare più attenti, ha ragione effettivamente. Appena in tempo, per qualche centimetro, perché adesso oltre al rosso bisogna stare attenti a questa striscia bianca. Perfetto, sì, è vero, è vero. È una questione di sicurezza in più per i pedoni? Sì, senz'altro, sono d'accordo. Preciso, perché ora il rischio è di prendere la multa se non ci si ferma il semaforo in circonvallazione. Noi sempre attenti, a prescindere dal semaforo. Prossimo step, l'entrata in funzione degli autovelox, velocità massima consentita a 50 km/h e l'installazione di semafori di nuova generazione con la rimodulazione dei tempi d'attesa per l'attraversamento dei pedoni. Bene, si migliora, attenzione dunque, adesso la rassegna stampa con Angelo Gagliano. E come prevedibile stamattina sui giornali ancora ci sono i riflessi del voto, prime pagine non solo, cominciamo e vediamo la prima della Sicilia di Catania che scrive Italia più forte in Unione Europea, Meloni al G7 da leader, le europee blindano governo e maggioranza, centrosinistra trazione Schlein, Conte si accode il risico di von der Leyen, l'azzardo di Macron, questa è la sintesi di quanto è avvenuto in Europa, ma vediamo adesso invece la nostra Sicilia che torna azzurra, così il quotidiano di Catania, Schifani brinda, ecco il borsino con vista sulla regione, i profili e poi i voti, le pagine interne, le amministrative, il centrodestra avanti a Caltanissetta e Gela, nel catanese c'è quasi un unplane e attenzione perché ci sono anche altre notizie, altri richiami in prima, il processo per la violenza a Palermo al Foro Italico, sia il rito abbreviato, la giovane vittima tornerà in aula e poi ancora le parole dell'ex medico, siamo a Marsala, Tumbarello non poteva immaginare che il malato fosse Messina Denaro, queste sono le sue parole. Abbiamo detto dunque delle elezioni, allora ci torniamo, i risvolti e chiaramente i riferimenti sono al voto regionale, Schifani fra brindisi e fibrillazioni assortite, il Movimento 5 Stelle rimpicciolito nel Partito Democratico e già resa dei conti. L'analisi, Forza Italia è la prima forza, ma con formula voti 1 paghi 3, chiaramente il riferimento agli accordi chiaramente
preelettorali, il caso Falcone e ancora su Tamaio c'è il pressing pro Chinnici. Insomma, staremo a vedere, perché noi abbiamo dato chiaramente nei servizi gli eletti allo stato attuale, poi bisognerà vedere chi rinuncerà, chi non rinuncerà, chi andrà all'Europarlamento. E poi vedete ci sono già le prime dichiarazioni, abbiamo sentito Tamaio, Regione Unione Europea, deciderò con Schifani e Tajani, queste sono le sue parole, e Marco Falcone, senza aiutini premiati, il buon governo e l'impegno, Razza non è solo la mia vittoria, il progetto di squadra, Giuseppe Lupo, la rivincita europea dell'ex impresentabile. Altri commenti, Giuseppe Milazzo, una macchina da voti che si è smarcato da Forza Italia, a Bruxelles porteremo valori di pace e legalità, a parlare Giuseppe Antoci, Raffaele Stancanelli, resto un uomo di destra ma lealmente con la Lega, e poi Orlando, un ritorno al futuro, sarò sempre me stesso, 18.544 le preferenze per Orlando. Adesso invece le amministrative, facciamo un focus su Caltanissetta che va allo spareggio, ci sarà un derby tra i penalisti, Tesauro Petitto, nessuna sorpresa rispetto agli exit poll e le proiezioni, netto vantaggio dell'unica donna in lizza rispetto al sindaco uscente Gambino. E a Gela troppe divisioni, ballottaggio scontato tra i due poli, centrodestra e centrosinistra, si giocheranno dunque il sindaco, l'elezione del sindaco al secondo turno. Questo per le vicende siciliane, che toccano anche in qualche modo la città di Catania, perché gli effetti delle elezioni europee probabilmente arriveranno anche in giunta comunale, perché l'assessore a Palermo e dunque chi andrà al suo posto, Ottomarco e Allars, si aprono adesso i giochi. Sul tavolo di Trentino già ci sono i primi nomi per il sostituto, ma in Forza Italia c'è chi frena, serve dialogo, questo è quello che si scrive poi per l'Interland catanese, nel segno della continuità, Scandurra stravince ad Aci Castello, le amministrative in provincia, Caruso sindaco a Ragalna, Motta sceglie Bellia, Salvatore Russo confermato a Zafferana. Questo per diciamo, il riepilogo delle elezioni europee e anche amministrative. Siamo sul Giornale di Sicilia, che ha un titolo particolare, scrive: l'Italia bipolare di Giorgia Edelli, ma in Sicilia vince la svolta moderata di Forza Italia e alla Regione è tempo di rimpasto. Alle europei Fratelli d'Italia e PD catalizzano oltre il 52% delle preferenze e per i rispettivi alleati adesso si farà dura la debacle dei centristi, riferimento chiaramente a Calenda e anche a Renzi in qualche modo. E poi c'è una riflessione del direttore Marco Romano: quando il voto premia chi governa. Ancora per quanto riguarda le vicende siciliane, da sostituire gli assessori eletti ma anche cambiare gli equilibri. E ai siciliani 8 seggi su 8, chi festeggia e chi aspetta, le circoscrizioni isole, anche qui richiamo a Caltanissetta e Gela, tra poli, sfida e ballottaggi, e i sindaci uscenti conquistano la conferma anche in alcune zone del Palermitano, Bagheria e Monreale in particolare. Adesso vediamo la prima pagina di Palermo, di Repubblica Palermo, perché vedete il titolo ha una riflessione di carattere politico, più centro che destra. Esplode Forza Italia, primo partito in Sicilia con il sostegno di Cuffaro e Lombardo, Fratelli d'Italia si ferma al 20,2%, il PD recupera rispetto alle politiche e si avvicina al Movimento 5 Stelle che dimezza i voti conseguite alle europee del 2019. Tamaio, recordman delle preferenze, adesso qualcosa cambierà. E poi giunta Schifani, abbiamo fatto delle riflessioni anche nel servizio che abbiamo sentito prima, rebus del rimpasto, gli eletti impresentabili ma trionfatori, questa è la riflessione che viene fatta stamattina. Le amministrative, Caltanissetta e Gela al ballottaggio, sindaci confermati a Bagheria e Mazzara ma anche a Monreale. Lasciamo la prima pagina di Repubblica, andiamo allora a vedere le pagine interne. In Sicilia più centro che destra, Forzissi in testa, il PD vicino al Movimento 5 Stelle, c'è ancora da sottolineare, è bene sottolineato, come Tamaio
insomma, abbia avuto un exploit incredibile sostenuto da Cuffaro e anche Lombardo, trainato dai RAS dei voti. Fratelli d'Italia si ferma a poco più del 20%. La curiosità, ne abbiamo parlato anche ieri, la curiosità, i giovani fuori sede premiano il campo largo, questo è il dato che viene fuori dai ragazzi che hanno votato fuori sede. E poi fuori sede ancora la resa dei conti alla Regione, già si parla di resa dei conti all'Ars, gli ospiti di Forza Italia all'incasso, rimpasto via al Toto Nomini. Pagana lascerà il posto in giunta. A Savarino, Caterina Chinnici potrebbe sostituire Volo alla sanità, Schifani esulta, frecciate di Fratelli d'Italia. Questa è la situazione, ma intanto ok agli impresentabili, fuori Bartolo e Chinnici, Orlando bis 30 anni dopo. Fra gli eletti Falcone, Milazzo e Razza sotto processo, ma anche la Sottolupo. Stancanelli supera Tardino, buon bottino inutile per De Luca e anche per Santoro. Avanti ancora con altre notizie, però stavolta lasciamo anche diciamo, le vicende di carattere politico. Parliamo della vittima del processo per lo stupro di Gruppo Alforo Italico. La vittima racconterà in aula la notte vissuta. La difesa dei 6 imputati ha ottenuto di risentire la ragazza violentata, insieme a lei un nuovo testimone che le telefonò mentre era nel cantiere, quindi verrà raccontata questa storia di nuovo in aula dalla vittima. L'allarme ancora ripetuto della procuratrice Caramanna, audizione in commissione antimafia, spacciatori di crack e coca a 10 anni. A Borgo Nuovo, droga sequestrata dentro la panca dei giochi di un bambino. In Cosa Nostra i figli del boss sempre più candidati a prendere le redini del comando. Questa è la fotografia che viene fuori questa mattina su Repubblica Palermo. E adesso invece lasciamo Repubblica, siamo alla Gazzetta del Sud, l'apertura, vedete, Fratelli d'Italia più forte nel centro-nord, il PD al sud, la politica estera dell'Unione Europea potrebbe subire una correzione di rotta, von der Leyen riparte dal PSE, una radiografia del voto in Italia, il Movimento 5 Stelle in fibrillazione dopo la batosta, chi andrà a Strasburgo e chi invece non ce l'ha fatta, e si parla anche di amministrative, conferme e sorprese, risultati del voto nei comuni in provincia di Messina. Una pagina soltanto interna per vedere dalla Gazzetta del Sud, la Sicilia diventa granaio di Forza Italia, Schifani, baricentro del Partito Nazionale, il governatore siamo il punto di incontro dei moderati, l'ispirazione liberale ed europeista, il patto con il Movimento per le Autonomie, la DC, apre le porte a strategie centriste. Ci fermiamo qui. Bene, fra poco la rassegna stampa con i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Siamo in diretta a Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Anche sui nazionali c'è tanta politica oggi, anche se non mancano richiami alla cronaca, ai conflitti che... Eppure noi la faremo, più che un annuncio è una minaccia alle 8.34, vabbè, chiuso. Bene, allora vediamo, Corriere della Sera. Nuova Europa, ora si tratta, Meloni noi più forti, il Piemonte bis del centrodestra, Bergamo e Cagliari al centro-sinistra, e quella che vedete è una sorta di ricostruzione di quello che potrebbe essere il nuovo Parlamento europeo, ma bisognerà aspettare ancora, vedremo un po' se così sarà. E poi alcune riflessioni, si è dissolto il terzo polo, la Salis, la via per Bruxelles, e poi ancora altre notizie. Scusa, parte sì. la corsa di Bardella. Bardella è quello, l'alleato di Le Pen, che è il re del TikTok in Francia. Sì, è un grande influencer. Cioè lui è il re del TikTok. Sì, sì, questo per... Bardella. Insomma, potrebbe essere lui il candidato, diciamo, premier francese. E poi la cronaca, perché c'è anche la cronaca, ex erede Ferrarelle, scontro col cinghiale, il 58enne è morto in moto, si è scontrato con il suo scooter contro un cinghiale, così è morto Stefano Violati, ex erede Ferrarelle, l'incidente sulla Cassia.
un terribile incidente stradale a Napoli, uccisa sul kayak da uno yacht pirata, trentenne travolta in mare. Quindi mancano le notizie a carattere, diciamo, di cronaca anche sui quotidiani stamattina, nonostante tantissima politica. Dopo le elezioni europee la Schlein sfida la Meloni, parla la segretaria del PD. Ora un'alternativa c'è, stiamo arrivando, ho riportato il partito tra la gente, il distacco da Fratelli d'Italia è passato da 2 a 1 milione di voti, i democratici vincono nelle grandi città, Milano, Torino, Genova, Bologna, Bari, Napoli, De Caro, possiamo battere la destra. Nei 5 Stelle c'è il processo a Conte e la Premier intanto in relax a Borgo Egnazia. Saremo centrali per la Commissione europea, anche qui vedete il nuovo Parlamento europeo così come viene disegnato, poi ci sarà chiaramente questi seggi verranno assegnati in base a ci sarà chi rinuncerà, chi non rinuncerà, chi preferirà di andare in Europa e chi no. E poi ci sono un paio di interviste, anzi ci sono un paio di notizie curiose a piede pagina. Intanto il caso, un seno nuovo come regalo per i 18 anni, ma moltissime delle ragazze che poi si pentono, sono tantissime le ragazze che si pentono dopo aver fatto l'intervento. Sinner, l'intervista, ho studiato Rossi e Tomba per essere il numero 1, quindi 2 modelli, e c'è sempre ovviamente l'intelligenza artificiale che ormai è insieme a noi quotidianamente, la Apple con OpenAI, ChatGPT sarà su iPhone e Mac, quindi insomma sono le novità per io ce l'ho già, vabbè comunque. No, probabilmente ci saranno degli accordi per cui ci sono i sistemi integrati in qualche modo. E poi siamo sulla Stampa, vediamo il quotidiano di Torino, Meloni Schlein, le 2 Italie, quindi i 2 modi di vedere l'Italia, la Premier, leader del centrodestra Meloni, la Schlein che è il segretario del Partito Democratico, il paese torna bipolare e poi dice sì all'Ursula bis, telefonata con la leader del PD per i complimenti, quindi c'è stato questo reciproco riconoscimento per quello che è stato il risultato elettorale, così le donne portano stabilità. Le 2 riflessioni, la sinistra di nuovo tra la gente, questo è il messaggio che lancia in qualche modo la Schlein. E poi ancora le altre notizie che troviamo sulla prima pagina del quotidiano La Stampa. Cirio, riparto dalla sanità, a parlare è il governatore chiaramente del Piemonte, il futuro di Giorgia tra Macron e Le Pen, invece a un certo punto bisognerà scegliere dove stare e con chi stare. Vediamo il Giornale. Il piano di Giorgia, svolta europea, la Meloni è l'unico premier uscito vincitore dalle elezioni europee e ora, nonostante lo schema Ursula abbia i numeri per governare, l'Italia deve contare di più nell'Unione Europea. Questo è il dato, diciamo, politico che viene analizzato dal Giornale. Il salto di Forza Italia rafforza tutto il governo, sono le riflessioni di Tajani. E poi ancora Salis premiata per il vittimismo, qui invece un attacco è di Vittorio Feltri, c'è Vannacci, non mi inchino al conformismo, le sue parole, Elli salvata dai moderati, il paradosso del Partito Democratico. Insomma, ci sono tanti spunti poi per leggere il voto in maniera diversa. Parlamento più a destra, lo scrive Avvenire, il quotidiano dei vescovi, l'Europa cerca una guida, von der Leyen, allarghiamo l'alleanza, Meloni e governo rafforzati, PD e AVS crescono, male il Movimento 5 Stelle, ma abbiamo detto che c'è anche in corso un processo, fra virgolette, chiaramente all'interno del partito per il leader, il presidente Conte. Vediamo il Fatto Quotidiano, dimissioni o rilancio Movimento 5 Stelle, il dilemma di Conte sconfitto, quindi stavamo proprio parlando di questo, persi 2 milioni di voti, carta Appendino, Cassazione permettendo, quindi si sta cercando un sostituto con ogni probabilità, quel diabolico 9,99, il leader non vuole fare finta di niente, un voto degli iscritti gli darebbe una conferma, pesano i 2 mandati e l'assenza di forti big alternativi, questa è la situazione. E poi dati e flussi elettorali, la Meloni vince anche con 700.000 voti, crescono PD, AVS, il Sud salva la Lega e Forza Italia.
acchiappa e scaccia voti, insomma ci sono tantissime poi, come detto, tante riflessioni che vengono fatte sui quotidiani questa mattina. Lasciamo anche il Fatto Quotidiano, siamo sul Libero, così vediamo i punti di vista diversi. Contenti loro, sinistra felice e perdente, l'incredibile esultanza di Elli, cresciamo e siamo solo a 1 milione di voti di Fratelli d'Italia, ma i partiti di governo arrivano al 47%, mentre i giallorossi si fanno la guerra tra di loro. Meloni record, 2,5 milioni di preferenze, caos scrutini a Roma, tutti contro Gualtieri. Ci sono stati degli intoppi praticamente nel capitale. Poi i piani di Salvini sul Carroccio, Lega Nazionale e poi sul boss, insomma c'è un'intervista da seguire. Però la Lega ha perso anche a Pontida. Sì, e questo è diciamo, il problema serio, il vero problema di queste elezioni per la Lega. E poi lasciamo anche Libero, andiamo a vedere il Riformista cosa scrive. Riformismo al capolinea, questo è il titolo principale, accompagnato, vedete, da questa fotonotizia dove c'è Macron, c'è anche l'ex presidente del Consiglio Draghi e c'è anche il tedesco, esatto, Scholz, che abbiamo visto, stiamo vedendo. Non c'è più nessuno dei tre. Ecco, quindi riformismo a capolinea per indicare per l'appunto questo epilogo. Il manifesto. Dov'è la vittoria? La domanda del manifesto. Vediamo un po' le riflessioni. L'Unione Europea deve guardare a destra, dice Giorgia Meloni, all'indomani delle elezioni che però le consegnano un ruolo scomodo. Può bussare alla maggioranza europea, ma dalla porta di servizio. Neanche il conteggio dei voti in Italia è una festa, ne ha persi 700.000. Queste insomma sono le riflessioni che ognuno poi va a vedere con sfumature diverse. Solitamente sull'unità ci sono 2 fatti, 2 titoli, stavolta ce n'è soltanto uno. Volano Meloni e Schlein, è ufficiale, Conte non esiste, esploit di sinistra e verdi, Salis libera, evviva, questo è dunque il titolo. E poi la guerra si lura Scholz e Macron, quindi questa metafora per indicare la sconfitta elettorale dei 2 leader politici. Andiamo sul Tempo, vedete il Tempo, l'Italia e l'Europa a destra. Che farà Meloni? Questo è un titolo praticamente costruito. Le 3 mosse di Giorgia per la nuova Unione Europea, Ursula si smarca, il Partito Socialista Europeo, porte aperte a tutte, dal Guardian al The Wild, Meloni al top, Putin esulta, Macron e Scholz, una vergogna, e ora i mercati temono l'effetto caos Francia e quindi bisogna fare attenzione. È interessante perché l'unico commento che è venuto dalla Russia è quello lì, una diciamo così, irrisione, derisione di Macron e Scholz. E adesso invece siamo con l'Osservatore Romano, che ha un titolo diverso rispetto a tutti i quotidiani che abbiamo fino a questo momento letto. Verso il giubileo in una città dalla vocazione unica e universale. Vedete il Papa, poi ci sono invece riferimenti, il ministro Gantz si dimette dal gabinetto di guerra israeliano e quindi si riporta invece al conflitto medio orientale. La nazione di Firenze, Commissione Unione Europea, ora Meloni è più forte, quindi punti di vista assolutamente diversi. Sostegno all'Ucraina e scelte atlantiche, l'Italia è affidabile, Berlino e Parigi sono in panne, tocca a Roma. Quindi questo è il punto di vista della nazione. Prima di chiudere, a proposito di altre notizie dalle pagine interne dei quotidiani nazionali, torniamo alla guerra, al conflitto in Medio Oriente. Blinken prova a sbloccare la tregua, gli USA incassano il che dell'ONU alla risoluzione, colloquio con Al-Sisi e Netanyahu, il Consiglio di sicurezza passa il piano di Biden per trovare, adesso insomma bisogna aspettare che ci sia anche Hamas che concordi con questo diciamo accordo, con questa proposta. Kiev, siamo all'altro conflitto, lascia il capo della ricostruzione, troppi errori e inefficienze, le dimissioni di Naiman, un altro intoppo sulla strada dell'adesione all'Unione Europea, così scrivono gli esperti. E poi vedete
il soccorso americano per tornare al conflitto in Medio Oriente, scrive La Stampa. Blinken al Cairo, fate pressione su Hamas per il cessate il fuoco, vicino il trattato USA-Arabia incoraggerà le relazioni tra Riyadh ed questo Israele. È molto importante questo, sì. E quindi insomma poi vedete alcuni numeri: 8 missioni in Medio Oriente del segretario di Stato, 5 cittadini con nazionalità statunitense che sono ancora tenuti in ostaggio, 14 voti favorevoli all'ONU per la risoluzione sul cessate il fuoco, si è astenuta la Russia per la circostanza, quindi per far sì che potesse passare questa risoluzione. Diciamo che con la rassegna stampa, almeno per il momento con i quotidiani nazionali, ci fermiamo qui. Bene, ma non abbiamo concluso con la politica, fra poco faremo qualche altra riflessione con la professoressa Longo dell'Università di Catania, che insegna sistema politico dell'Unione Europea, quindi è la persona giusta al posto giusto. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora con molta variabilità al centro-nord, specialmente sul nord-est e sulle coste adriatiche con fenomeni sparsi. Altrove sole prevalente e con clima quasi estivo. Punte infatti anche di 35-36 gradi all'estremo sud. Sole assoluto protagonista anche sulla Sicilia, al più solo qualche velatura in transito e venti deboli, con mari in prevalenza calmi o poco mossi. Le temperature massime, come dicevo, potranno anche sfiorare i 36-37 gradi, in particolar modo sui settori interni, con clima quasi estivo. Nel corso della giornata di mercoledì, situazione pressoché analoga, sempre con sole prevalente, salvo per un po' di variabilità da segnalare sui settori meridionali della regione, ma senza precipitazioni. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, valori infatti che andranno ancora oltre i 30-32 gradi. Dettagli maggiori in merito come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, qualche altro commento sulle elezioni europee lo facciamo con la professoressa Francesca Longo, che è prorettrice all'Università di Catania e insegna sistema politico dell'Unione Europea. Perfetta quindi per quanto riguarda i commenti alle europee di domenica e sabato. Primo argomento, professoressa. Fratelli d'Italia, primo partito con il 29% a livello nazionale, sto dicendo, davanti a PD che è sopra al 24%. Questi sembrano i due dati più rilevanti. I giornali già parlano di ritorno al bipolarismo. Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, sicuramente c'è una trasformazione nel voto italiano, si sono concentrati i voti in questi due grandi partiti, anche a mio avviso grazie alla personalizzazione che si è fatta della campagna elettorale, e quindi il voto all'una o all'altra delle leader dei due partiti più grandi italiani ha sicuramente favorito questa concentrazione del voto. La gente non ha votato per protesta, ma ha votato per dare un segnale chiaro sulle persone, sulle politiche e sulle proposte. Le due leader, come dire, sfondano, hanno credibilità, è vero? Funzionano. Sì, assolutamente sì. Da un le due punto di leader... vista, io dico da un punto di vista, non entro nel merito, della comunicazione, è vero? Sfondano anche perché insomma ormai da Berlusconi in poi la politica della personalizzazione è il modello, e quindi entrambe sfondano, entrambe sono sicuramente hanno una capacità comunicativa. La Schlein nello specifico negli ultimi mesi si è anche più concentrata su temi di grande presa sociale. Allontanandosi un po' da alcuni problemi che, pur essendo fondamentali e importantissimi, sono però percepiti come meno toccanti dalla vita quotidiana. Chi esce un po' malconcio è la Lega, che è stata superata da Forza Italia dentro la coalizione del centrodestra, anche se ha superato di poco il 9%, che era l'obiettivo minimo. E Bannacci ha fatto da traino con 500.000 di preferenze, solo in Sicilia non ha vinto, non ha vinto Stancanelli, e ha perso Pontida. La Lega sì, queste elezioni in effetti certificano un momento di crisi di questo partito, che già però era evidente, un momento di crisi che anche dentro la Lega viene percepito, nel senso che Salvini è un leader contestato innanzitutto all'interno della Lega. Voglio dire, Bossi ha fatto una dichiarazione, ha votato per un altro partito, però all'interno della Lega la leadership di Salvini è molto contestata. La Lega sta perdendo e probabilmente
probabilmente deve rivedere un po' le sue priorità e la sua identità. Forza Italia invece è in salute, Forza Italia è in salute anche grazie al voto siciliano, dove c'è un bacino di voti centristi che si sono identificati in questo partito molto importante. In Sicilia ha superato anche Fratelli d'Italia, almeno fino a ieri. Certo, I dati dicevano sono questo. I dati che abbiamo anche confermato poco fa. Sì, Forza Italia è stato molto bravo, Tajani è stato molto bravo nell'incastrare, a mio avviso, due elementi. Da un lato la scelta di persone che nelle varie specifiche località hanno attirato voti. Tamaio ha fatto il pienone con 110.000 voti. Per esempio, e poi fare alleanze, e anche lì in Sicilia è stata una chiara tendenza, che potrebbero anche essere dei laboratori per ripartire e inserire tra questo bipolarismo di centrodestra e centrosinistra un vero e proprio centro. È esattamente quello che dice Tajani, noi occupiamo lo spazio, diciamo, che va dei popolari, dei moderati e così via. Vedremo. Invece chi è che un po' si sta recando le ferite è il Movimento 5 Stelle, che è sotto il 10, mentre invece l'Alleanza Verdi e Sinistra a sorpresa ha superato il 6,6, è arrivata a 6,6. Sì, Alleanza Verdi e Sinistra ha fatto un risultato sorprendente e secondo me due sono gli elementi che possono contribuire a spiegare questo successo. Da un lato la preoccupazione delle persone per il tema ambientale, lo vediamo, c'è questa sensibilità, gli altri partiti non ne hanno parlato completamente e quindi Verdi in qualche modo intercettano questa domanda. E poi io ancora questi dati specifici non li ho visti, ma probabilmente il fatto che molti ragazzi invitati anche dal nuovo meccanismo del voto nel luogo non di residenza ma di domicilio, secondo me questo ha fatto molto, perché... Sì, ma ne abbiamo parlato già ieri mattina. Ecco, mi sono persa immediatamente tra i primissimi spogli abbiamo notato proprio questo, che c'era una grossissima partecipazione proprio sulla sinistra, diciamo così. E io penso anche sui Verdi, perché la sensibilità ambientale, i ragazzi ce l'hanno probabilmente molto più di noi anziani. Invece chi non ce l'ha fatta sono Renzi, Bonino, Calenda. Ma questi sono segnali. Che segnali sono? Ma sono segnali, come dicevo prima, di un ritorno al cosiddetto, tra virgolette, voto utile, no? Cioè a un voto che serve a costruire politiche, alleanze. Non ci dimentichiamo che questo è un voto per il Parlamento europeo e quindi per un tavolo dove i piccoli partiti, come lo sono sempre stati questi partiti, hanno in effetti poca voce nelle grandi famiglie partitiche europee, che poi si andranno a sedere a Bruxelles, dove invece ci sono i gruppi politici storici che comunque fanno la differenza, perché fanno le maggioranze. Con i grandi numeri servono grandi numeri. Parliamo un po' delle amministrative, professore Sasia, pure brevemente. Fratelli d'Italia è il più votato in 73 province su 107, il Partito Democratico è primo in 20 province, 5 Stelle ha più consensi in 5 province, Foggia, Napoli, Caserta, Cosenza e Crotone. Forza Italia è la prima lista in buona parte della Sicilia, l'abbiamo detto, Reggio Calabria. La lista Libertà, guarda caso, la più votata a Messina. Sì, la lista Libertà ha un nome e cognome che ha proprio De Luca, Cateno De Luca, che appunto ha ormai un suo pacchetto di voti come sindaco di Taormina, eccetera. Però non ce l'ha fatta. No, non ce l'ha fatta perché è una lista che localmente ha molti consensi, ma il 4 deve essere nazionale, quindi le liste locali non hanno speranza all'interno di questo meccanismo. Aveva collezionato una serie di altre liste piccole. Sì, però questo va nella tendenza di cui parlavo prima, no? Non ce l'ha fatta Renzi, non ce l'ha fatta Calenda, cioè non ce l'hanno fatta tutti quei partiti che, pur aggregando a livello locale trasversale, non rappresentano le classiche famiglie partitiche. È stato un voto che ha chiaramente detto preferiamo le grandi famiglie partitiche. Non è detto che questo voto appunto si possa riflettere poi in una prossima
prossima tornata che non sia europea, ma alle europee il messaggio è stato questo. Il voto europeo è stato sempre un voto molto ideologico e di appartenenza, meno legato alle dinamiche delle amministrative. Le amministrative però bene o male riflettono, queste poche amministrative che abbiamo avuto riflettono bene o male questa tendenza, e anche qui c'è un consolidarsi del consenso verso Fratelli d'Italia, ma anche una ripresa del PD anche a livello delle amministrative, quindi c'è questa tendenza in questo momento, ha avuto questo voto dell'Unione verso il Parlamento europeo ha avuto anche forse una forza di traino verso le amministrative, e anche Forza Italia recupera. Forza Italia probabilmente è il partito che all'interno di tutta questa situazione uno dei partiti che ne sta uscendo sicuramente meglio. Tornerei ancora sui giovani, tanto per dare dei dati, lei l'ha ampiamente anticipato. Qui gli under 30 risultano 18% PD, 17 5 Stelle, 16 Alleanza Verdi Sinistra, 14 Fratelli d'Italia, voti dunque quasi tutti a sinistra. E poi stesso per i fuorisede, che sono giovani ovviamente, 40,4 Alleanza Verdi Sinistra, 25,5 PD, 10,2 Azione, 7,8 5 Stelle, 7,6 che cos'è questo qua, non lo vedo bene, e poi 3,4 Fratelli d'Italia. Come lo legge questo? È un voto, un segnale, nel senso che i giovani, i ragazzi, le ragazze hanno delle attenzioni verso temi che sono più rappresentati dai Verdi e dalla sinistra, il tema dei diritti, il tema della sensibilità ambientali, diritti, sensibilità sicuramente verso l'ambiente, politiche ambientali. E probabilmente anche un'attenzione a temi quali la migrazione, quali il rispetto della pace, anche quello secondo me insomma conta, e quindi un'attenzione verso questi temi che a sinistra sono più trattati, sulla quale c'è più offerta elettorale rispetto invece ai temi tradizionali di Fratelli d'Italia, che mirano a tutelare categorie a cui ahimè i giovani non appartengono, e cioè i lavoratori, i pensionati, ecco, interessi profondamente differenti. E poi votano, non si astengono questi. Questa è una bellissima sorpresa, il fatto di vedere che i ragazzi che non risiedono lì dove vivono hanno fatto in gran parte questa, era anche una operazione abbastanza complessa questa di andarsi a cercare l'ufficio, andarsi a iscrivere in queste liste, non era scontato. I giovani votano e meno male, visto che comunque il primo partito è l'astensionismo, e questo in democrazie mature fino a certi numeri ci sta, ma ora i numeri sono troppo alti, cioè più della metà non ha votato e più di 1 su 2 non ha votato. E che significato ha secondo lei, professoressa? Allora ripeto, fino a una certa percentuale nelle democrazie mature ci sta, nel senso che non vado a votare, mi fido, comunque il sistema è democratico. Quando supera metà della popolazione significa innanzitutto che metà della popolazione non si ritrova nell'offerta elettorale, e quindi metà della popolazione, invece che usare la classica voto per il meno peggio, proprio preferisce non andare a votare, quindi non ritrovarsi in una offerta elettorale. E l'altra, e io spero che però non sia così, sfiducia nella democrazia. Questa è una brutta cosa. O nell'Europa? Allora, questo fino a un certo punto della nostra storia era così, cioè l'astensionismo all'interno delle elezioni europee era sicuramente più alto, ma ora abbiamo sperimentato astensionismo anche nelle elezioni locali, nelle elezioni amministrative, nelle elezioni nazionali. Quindi mentre fino agli anni 90 l'astensionismo caratterizzava le elezioni per il Parlamento europeo, oggi non è più così, oggi ormai l'astensionismo è purtroppo una tendenza che riguarda tutte le consultazioni elettorali, e su questo a mio avviso bisogna ragionare, è un segnale molto importante su cui dobbiamo riflettere. L'ultima domanda che le faccio, professoressa, riguarda quello che capiterà a Strasburgo, a Bruxelles, cioè la maggioranza Ursula, vale a dire l'alleanza popolari, socialisti, socialdemocratici e liberali, reggerà o ci sarà un'apertura verso i Verdi o viceversa un'apertura verso le forze, diciamo, più di destra? Allora,
La maggioranza potrebbe reggere, ma il sistema dell'Unione Europea è molto complesso, perché ora noi ci stiamo focalizzando sul voto che il Parlamento Europeo dovrà dare al Presidente o alla Presidente della Commissione. Però non ci dimentichiamo che questo nome verrà fuori dal Consiglio Europeo, cioè dal tavolo dei 27 leader di governo. Ed è lì che si gioca la prima partita, perché poi il nome da proporre al Parlamento Europeo si giocherà lì. E allora se la maggioranza, chiamiamola Ursula, non è detto che il nome che uscirà sarà la von der Leyen, reggerà perché i numeri ci sono, ora a memoria vado, ma insomma almeno 400 voti ci dovrebbero essere, sì, 398 ecco, senza allargarsi a sinistra, quindi ai verdi, chiamiamoli così, o a destra. Tuttavia bisogna fare molta attenzione al fatto che è cambiata la configurazione e i pesi specifici dei leader all'interno del Consiglio Europeo, che sono quelli che decideranno chi proporre non solo come Presidente della Commissione, ma anche poi come singoli nomi dei commissari. Bene, vedremo. Grazie alla professoressa Francesca Longo, prorettrice dell'Università di Catania, che insegna sistema politico dell'Unione Europea. Abbiamo capito tutto e adesso facciamo una breve pausa e fra poco incontreremo la Coldiretti. Vi ricorderete le tende che abbiamo raccontato e fatto vedere per diversi giorni, adesso non ci sono più, hanno raggiunto un accordo, vedremo in che cosa consiste. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo in collegamento con il presidente regionale della Coldiretti Francesco Ferreri, cui diamo il benvenuto e il buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, vi abbiamo seguiti con le tende gialle davanti lì al Palazzo d'Orléans, 7 giorni, 7 notti e alla fine avete raggiunto un accordo. Che cosa avete ottenuto? La prego di spiegarcelo in termini estremamente semplici, perché quando sentiamo parlare di voucher, fauna selvatica, cominciamo a non capire niente. Guardi, quello che abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuto per tutta l'agricoltura siciliana, perché ci troviamo davanti a un periodo veramente incredibile rispetto a quello che è successo dal punto di vista climatico nell'ultimo periodo. Una fra le siccità più severe che si ricordano. Abbiamo situazioni veramente molto gravi che riguardano molti comparti. Primi da tutti abbiamo definito emergenze delle emergenze quello che è successo per quanto riguarda il comparto zootecnico e il comparto cerealicolo, a cui abbiamo chiesto un intervento immediato. Coldiretti già si era mossa già da settimane, recuperando ovviamente foraggi e mangimi da poter dare alle aziende in maggiore difficoltà. Il governo regionale con cui abbiamo interloquito ovviamente durante il periodo della manifestazione in maniera assidua ha capito quali erano le emergenze ed è intervenuta con la possibilità di scaricare a terra i soldi che già erano stati stanziati da parte dell'Assemblea regionale per poter dare un aiuto immediato. Con che cosa? Con quelli che abbiamo definito un po' dei voucher, quindi la possibilità di andare direttamente da un fornitore, dare questo voucher e che poi la regione penserà ovviamente di risarcire all'azienda che ha fornito ovviamente il mangime. Ovviamente le situazioni sono complicate perché la siccità purtroppo non è un evento che comincia, giorno per giorno ovviamente continua a crescere soprattutto quelle che sono i danni, quindi abbiamo definito emergenze le emergenze i danni già che noi abbiamo, ma purtroppo nelle prossime settimane sicuramente ci saranno situazioni abbastanza gravi, la vediamo nel comparto agrumicolo, vitivinicolo, olivicolo, le api, ovviamente è una situazione che giorno per giorno purtroppo diventa sempre più complessa. Per questo abbiamo chiesto di instaurare un tavolo politico in cui si possa decidere e si possa fare una programmazione di quelli che sono gli interventi da portare avanti, ovviamente con la parte politica, che è la parte che sostanzialmente ha la disponibilità dei fondi e si determina come andarli a suddividere. Ecco, Presidente, mi scusi, la interrompo prima di entrare nei dettagli sul tavolo politico, perché
Poi è quello che ci interessa capire anche noi come cittadini, che cosa significa fronteggiare quello che ci aspetta, perché poi arriverà un'estate torrida, è facile immaginarlo, e bisognerà essere preparati. Volevo dire questo, avete ottenuto anche un riconoscimento per la vostra protesta, diciamo, in modo corretto, anche se in modo spettacolare, con le vostre tende, da parte del Presidente Schifani, è vero? Guardi, il Presidente Schifani è stato sicuramente molto disponibile e, come ho detto e ripetuto più volte al Presidente, l'unica persona che in questo momento può intervenire in maniera forte e diretta è sicuramente il Presidente della Regione. La nostra è stata una manifestazione, abbiamo detto, l'hanno detto, civile, ordinata, ma guardi, forse non si è ben capito cosa noi stiamo rischiando. Noi rischiamo il nostro comparto agroalimentare, e il comparto agroalimentare non è solamente un agricoltore che produce le sue arance o produce la sua carne o il suo latte. Un produttore agricolo è colui che fa andare avanti un'economia di un'isola che si basa sui prodotti, sulla notorietà dei prodotti, sulla storicità dei prodotti, sul turismo e su tutti i servizi che sono in maniera diretta o indiretta collegati col comparto agricolo, che da 1000 anni è quello che sicuramente dà lustro, dà cultura, dà arte, dà economia a un intero paese, che è l'Italia. C'è da farsi venire i brividi solo a sentire l'elenco dei problemi. Allora, cerchiamo di vedere un po', di capire insieme questo tavolo politico a che cosa porterà, e poi, se è possibile, anche parlare di cifre, perché abbiamo sentito, ogni tanto sentiamo parlare di possibili finanziamenti in arrivo, altri che non arrivano, l'Europa, alcuni dalla Regione. Se lei vuole chiarire, ci farà una cortesia. Il tavolo politico è importante perché è il tavolo dove si va a fare una programmazione anche di quelli che sono gli interventi in emergenza, che purtroppo dovranno essere preventivati. Sicuramente è un tavolo che ha la possibilità di coinvolgere tutti quelli che sono gli assessorati che direttamente o indirettamente possono dare un aiuto al comparto agricolo, e che ovviamente dispone o può disporre delle cifre che servono per gli aiuti. Per quanto riguarda la quantificare i danni, è molto difficile, come dicevamo, è molto difficile perché il danno si va a quantificare quando la produzione ovviamente è arrivata al suo ciclo finale. L'abbiamo visto con i foraggi, non si sono prodotti e quindi a un certo punto le aziende non avevano più foraggi da dare agli animali. L'abbiamo visto col comparto cerealicolo, che in buona parte della Sicilia non è riuscita a produrre grano per cui la Sicilia sicuramente ha una grande produzione di qualità. Purtroppo, come dicevo, nei prossimi mesi bisogna agire in emergenza, ma in emergenza ovviamente va gestita tutta la cosa. Anche il discorso della distribuzione dell'acqua va fatta ovviamente in maniera tale che si evitino il più possibile gli sprechi e soprattutto si vada a fare una pianificazione nel breve, medio, lungo periodo che possa garantire al nostro agroalimentare di esistere. Qua purtroppo oggi parliamo non tanto di un discorso legato alla qualità del prodotto, qua stiamo discutendo sulla sopravvivenza delle aziende agricole, quindi siamo arrivati a un punto tale per cui determinate scelte non possono essere più rimandate. Quindi noi seguiremo il tavolo politico dove in qualche modo c'è l'incontro fra voi, Coldiretti e tutto il comparto e la Regione, ma dovremo anche vedere che cosa capita invece parallelamente, i consorzi di bonifica, la cabina di regia, perché altrimenti... Anche là abbiamo dato la possibilità comunque di affiancare a quelli che sono i commissari. Sappiamo che i consorzi di bonifica in Sicilia sono commissariati da più di 30 anni, ma abbiamo chiesto di affiancare ai commissari degli agricoltori che possano consigliare
senza nessun tipo di potere particolare ai commissari dove agire, come agire. Diciamo che diventa più un tavolo consultivo per cui chi vive la terra, chi vive quell'ambiente ovviamente può portare un suo contributo. Questo al fine di migliorare l'efficienza, né più e né meno. Io spero che da qua ai prossimi mesi la riforma dei consorzi di bonifica, che è già passata in commissione attività produttive in assemblea, vada alla voto e quindi possa passare e si possa finalmente scrivere un nuovo capitolo delle bonifiche siciliane, perché si possa garantire la distribuzione dell'acqua ovviamente in tutti i territori. Bene, noi la ringraziamo Presidente anche per la sua pazienza nell'averci spiegato nei dettagli in che cosa consiste il punto d'incontro che avete avuto con la Regione. Le auguriamo buon lavoro, naturalmente ci auguriamo che il comparto così fondamentale per tutti noi, che è quello dell'agroalimentare, possa davvero trovare, come dire, una soluzione positiva perché si esca dalla crisi. Adesso noi facciamo un'altra breve pausa e poi tra poco parleremo di tutt'altro, del premio Troisi che si terrà a Salina a partire da venerdì. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, torniamo in diretta con noi un ospite, Massimiliano Cavalleri, che è direttore artistico e organizzatore della 16ª edizione di Mari Festival Premio Troisi, che si svolgerà come sempre a Salina, quando? Dal 14 al 16 giugno a Quindi, Salina. da venerdì a domenica? Da venerdì a domenica, nelle piazze di Santa Maria Salina e nella piazza di Malfa. Salina non è una scelta casuale, lo vogliamo ricordare, perché così ricordiamo anche il grande Troisi. Beh sì, sono 30 anni quest'anno dal film Il Postino e purtroppo anche dalla morte di Massimo Troisi. Il film Il Postino fu girato prevalentemente a Salina insieme con Procida, e quindi noi ogni anno celebriamo e ricordiamo nei luoghi magici che hanno lasciato questo film che è entrato nella storia del cinema, lo ricordiamo attraverso alcuni artisti. E ha avuto, ricordiamo anche questo, forse non tutti se lo ricordano, io non me lo ricordavo, 5 nomination agli Oscar. Ben 5 nomination. E ha vinto per la migliore colonna sonora. Ha vinto per la colonna sonora di Luis Bacalov, che ancora oggi ci emoziona quando l'ascoltiamo. Esatto. Poi è un film che passa dalla storia perché chiaramente è stato anche legato alla morte di Troisi, un film di grande poesia, malinconico, bucolico, che rispecchia assolutamente la poesia troisiana e il suo testamento cinematografico, così l'hanno definito i critici. Bellissimo. Salina accoglierà un parterre importante, naturalmente. Sì, abbiamo tanti ospiti. Quest'anno, nelle 12 edizioni passate, abbiamo consegnato addirittura 82 premi Troisi. Negli anni abbiamo ogni anno 8-10 ospiti. Quest'anno sono addirittura 11. Avremo Carla Signoris, Francesco Pannofino, Francesca Einaudi, Sergio Friscia, Uccio De Santis, Alessio Boni, Barbara Boucher e poi la nostra meravigliosa madrina Maria Grazia Cucinotta, interprete del Postino e attrice siciliana che ormai è madrina fin dalla prima edizione del premio. E lei aveva avuto un ruolo importante nel Beh sì, il ruolo diciamo, principale, dopo ovviamente quello di Filippo Novarè che interpretava Neruda, e dopo Massimo Troisi che poi si innamora di lei nel film e poi purtroppo anche nel film muore. E Salina come cambia in quei giorni? Beh, noi trasformiamo Salina diciamo, in una piccola capitale del cinema. C'è un'area molto a dolce vita, quindi è proprio un'isola che accoglie con i suoi panorami suggestivi, le sue location meravigliose, tutto questo mondo del cinema e non solo, perché avremo anche degli ospiti musicali. Sarà con noi Mauro Incudine, un bravissimo cantatore siciliano, Alberto Urso che ha vinto Amici, ha fatto Sanremo, adesso è tornato all'America, quindi farà proprio un omaggio al Postino. Quindi non solo cinema, non solo musica, ovviamente film, e poi ci saranno anche gli incontri su temi di attualità, la salute legata al cinema, la portualità, i trasporti, insomma un grande incontro, è un'occasione di condivisione su tematiche importanti. E i siti sono quelli classici, il comune, dove si svolgeranno? Allora, noi apriremo al Porto Marina di Salina, faremo la conferenza stampa di apertura il venerdì pomeriggio, poi il venerdì sera ci saranno 2 serate in contemporanea, nella piazza di Santa Maria Salina e nella piazza di Malfa, perché Salina ha 3 comuni, noi diciamo li coinvolgiamo un po' tutti, e poi il sabato e la domenica nella piazza di Malfa. Che bello,
L'anteprima invece si svolge a L'anteprima sarà il Capodorlando. giorno prima, sarà questo giovedì 13 giugno al Marina di Capodorlando, che è il porticciolo turistico di Capodorlando, è un porticciolo bellissimo, e lì saranno con noi la cucinotta, la Boucher e Francesca Einaudi, 3 degli ospiti coinvolti. E cosa farete lì? Lì faremo la proiezione di un film molto bello, una commedia d'autore di Beppe Cino, si intitola Gli agnelli possono pascolare in pace, e daremo il premio Gli agnelli Troisi. possono pascolare in Sì, pace. il tema è quello dei confini, è una storia dove interpreta l'altro della cucinotta. Daremo il premio Troisi al produttore Corrado Azzolini, che ci racconterà i suoi prossimi progetti, che sono progetti anche internazionali, e vedremo insieme questa commedia. Prima ancora ci sarà la presentazione di un libro, Il grano nero, di Ignazio Rosato. Il grano nero, che è un romanzo? È un romanzo storico, in realtà Ignazio Rosato è un autore e sceneggiatore televisivo, è anche fra gli autori di Striscia la Notizia, e sarà intervistato da Fabio Agnello, una delle famose Iene di Italia 1, che dialogherà lui su questo romanzo, il suo primo romanzo storico. Bene, e invece le giornate vere e proprie, quelle da venerdì a domenica, come si svolgeranno? Le giornate iniziano sempre il pomeriggio, di giorno lasciamo liberi di scoprire tutte le persone che vengono a Salina, anche perché molti artisti è la prima volta che vengono a Salina, quindi non conoscono addirittura le Eolie o l'isola di Salina, quindi li lasciamo liberi di girare l'isola, insomma, ovviamente assaporare il meglio in barca, a mare, andare a vedere ovviamente il tramonto a Pollara, quindi è un'occasione anche di valorizzazione del territorio e anche un pochino di vacanza ci sta. Poi il pomeriggio inizia il festival, che finisce ovviamente fino a notte, quindi con gli incontri pomeridiani su queste tematiche importanti. Ci saranno con noi tantissimi rappresentanti istituzionali, tanti illustri ospiti. Il sabato sarà dedicato proprio al cinema, che è uno strumento importante di promozione della salute, quindi saranno con noi diverse aziende e realtà sanitarie che parleranno di come usare il cinema per lanciare messaggi importanti. Parleremo di droghe, di violenza sui minori, parleremo di corretti stili di vita, di malattie sessualmente trasmesse, insomma tanti argomenti anche molto importanti. Temi interessantissimi, importanti. Sì, temi interessanti, perché crediamo che il cinema sia veramente un potente mezzo di informazione, e far arrivare i messaggi attraverso il cinema, soprattutto ai giovani, è un veicolo che si può sfruttare al massimo. Il ricordo di Troisi è ancora vivo, anche per i giovani. Il ricordo di Troisi è vivissimo secondo me, tra l'altro sulle piattaforme adesso c'è il postino, è disponibile, molti giovani quindi lo stanno conoscendo adesso, questo film, lo scoprono adesso. Io credo che comunque Troisi rimanga sempre un grande riferimento per chi si approccia al cinema, alla commedia, anche a quel genere che era veramente la forza di Troisi, cioè il saper dire cose profonde ma in modo semplice. Sì. Ecco, ma perché aveva scelto Salina? Ve lo siete chiesto, l'avete realizzato? Questo è un piccolo, perché il film effettivamente che farà possiamo dire anche qualcun sì, altro, no, possiamo dire che è metà e metà, perché metà è stato girato a Procida, metà a Salina, però le scene, quelle proprio più importanti, la casa del postino, la casa di Neruda, eccetera, sono a Salina, e quindi tutti hanno conosciuto nel mondo questo tramonto di Pollare immortalato. Io addirittura che tanti anni fa, forse abbiamo intervistato un attimo fa, io anni fa ho consegnato un premio Troisi alla Fondazione Neruda in Cile, che è appunto la fondazione che ricorda il poeta latinoamericano Neruda, e in Cile il ricordo di Salina, tutti la conoscono Salina tranquillamente, come fosse Taormina, come fosse Capri, quindi io penso che l'abbia scelta proprio perché all'epoca tra l'altro Salina era ancora più disabitata, c'erano meno strutture, quindi era veramente un paesaggio unico. Sì, era anche meno nota, non sì, meno nota, e c'era soltanto un albergo che era il Signum, dove hanno dormito, e insomma è molto familiare. Non a caso come l'occhio di uno che deve fare il cinema, che capisce, che vede lungo. Vede lungo e sa valorizzare anche ciò che magari non è scontato, vero? Bene, complimenti per Mare Festival, premio Troisi a Massimiliano Cavalleri, direttore artistico, organizzatore dell'evento, 16ª edizione. Qual è quella che ricorda con maggiore soddisfazione? Ma io direi la prima, perché la prima rimane sempre nel cuore, anche se il festival nella prima edizione era piccolino, poi siamo cresciuti, diciamo, con la seconda e con la terza. E chi poi, c'era prima? Si ricorda? No, la prima c'era Marina Suma, Maria Grazia Cucinotta, Nicola Svaporidis, abbiamo fatto un omaggio a Lucio Dalla perché quell'anno morì Lucio Dalla, con Marco Alemanno, con Taviani. Poi diciamo l'edizione che ha fatto un po' la differenza fu quella in cui venne addirittura Matt Dillon, candidato premio Oscar, Sergio Castellitto, Sereno Dieri e tanti altri attori importanti, e anche registi. Abbiamo tanti registi, abbiamo avuto Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Roberto Andò, il siciliano. Certo. Quindi queste forse le prime edizioni sono quelle che poi rimangono più nel cuore, però sono tutte una più bella dell'altra, perché è il nostro
piccolo figlio, tra l'altro il team, la squadra che ringrazio, sono tutti giovanissimi, siamo cresciuti insieme, questa è una cosa molto bella, abbiamo valorizzato Salina, la Sicilia e ora siamo entrati anche nel coordinamento dei festival siciliani, quello ufficiale, quindi ormai siamo un appuntamento storico. Complimenti anche per questo, vi ricordo allora da venerdì a domenica a Salina il Mari Festival Premio Troisi, grazie a Massimiliano Cavalieri. Grazie a voi. Stiamo ancora qualche minuto insieme con Almanacco, buongiorno Sicilia. L'11 giugno è la giornata mondiale del lavoro a maglia. Questa giornata viene considerata il più grande evento dedicato all'arte della tessitura in tutto il mondo. Organizzato per la prima volta nel 2005 a Parigi, successivamente iniziò a diffondersi anche in Svezia, Stati Uniti, Norvegia, Estonia, Finlandia e Italia. Diventa infatti un vero e proprio fenomeno sociale, chiamato la lanaterapia, che favorisce la socializzazione e la condivisione tra i partecipanti. Oltre 2000 anni fa, Euclide diede la prova che esistono infiniti numeri primi, ovvero quei numeri che sono divisibili solo per uno e per loro stessi. Il più grande numero primo accettato al giorno d'oggi ha oltre 10 milioni di cifre. Per farsi un'idea della sua grandezza, si pensi che un libro che contenga la stampa di questo numero avrebbe più di 2000 pagine. E invece le stelle sono milioni di milioni, è vero Marco? Marco Amato? Assolutamente sì, come quella di Negroni. Vabbè, lì, quello l'hai detto tu, io no. Senti, ma questa tazzina che è un po' scolorita, no? No, non è scolorita, è una piombatura di colore su una raku bellissima, mi piace perché mi ricorda molto il rosso e la lava proprio del vulcano Etneo, ma oggi il riferimento è al rosso delle ciliegie, perché ieri sera uno dei miei più cari amici me ne ha portato 2 sacchi colti proprio nelle sue tenute. Beato te. Mi misi a distribuire ciliegie mentre la gente faceva aperitivo tra vini e gin tonic, insomma le cose di Marco È Amato. così va il mondo, sì. Allora ragazzi, oggi vi incuriosisco un po', perché visto che parlate di politica, argomento di cui un astrologo si interessa poco, però mi è molto interessato sicuramente la compagine, lo schieramento, la proposta politica, appunto come diceva molto elegantemente la professoressa, che ho seguito con molta attenzione. Ebbene, vediamo un po' zodiacalmente le stelle cosa dicono, quindi sicuramente le leader interessantissime, la Meloni e la Ellie Schlein, ecco, entrambe appartengono ai segni di terra, ed è proprio Marte che ha determinato il loro successo in questo momento zodiacale. Marte si trova in Toro, segno zodiacale proprio di Ellie, quindi forza, combattività, assolutamente, un'azione vincente, mentre invece la Meloni è del Capricorno, quindi anch'essa di terra e quindi beneficia di Marte. Sicuramente per le stelle è normale che abbiano sbancato, proprio perché a singolar tensione Marte è proprio il pianeta che fa per noi, è il pianeta giusto, aggiunge forza, vittoria. Ma curiosiamo un po' anche degli altri politici in lizza. Ebbene, Conte, non è andata molto bene, quindi parliamo di un leone che per adesso è un po' trascurato dai segni zodiacali, ma si spiega allora che anche Tajani è leone. Oggi la Luna ha fatto la sua magia, quindi anche in controtendenza Tajani ha un po' stupito tutto, che dire, avrà una ascendente di terra anche lui. Salvini invece dei pesci, che è andata bene, i pesci hanno Saturno dalla loro, quindi una certa costanza, una certa fermezza, mentre invece Frantuiano Bilancia è un segno piaccione, è un segno che piace sempre per la sua eleganza, per la sua innovazione. Renzi e Calenda, quella è una coppiata zodiacale che non avrei raccomandato, perché sono rispettivamente Ariete e Capricorno. È vero che è una coppiata per quello che riguarda le battaglie, ma non sempre la strategia paga, anche perché i segni sono di quadratura, quindi tendenzialmente si crea stallo. Infine il simpatico e curioso Cateno De Luca, anch'esso pesci,
Qui invece non è andata bene, non ha giocato tanto Saturno nel suo caso quanto Nettuno, per cui la panoramica zodiacale ha depistato un po' di dispersione in termini di forza attiva. Ebbene, come vedete le stelle danno indicazioni anche su queste dinamiche politiche. Per me è stato interessante analizzarle proprio perché i segni zodiacali di ognuno dei partecipanti ha detto molto ed ognuno ha vinto o perso in base alla logica del suo segno zodiacale. Ma ora vi racconto un po' di cielo, proprio perché oggi la luna è trionfale in Leone, per cui benissimo per i segni di fuoco, Leone, Sagittario e Ariete, che ritrovano un po' di sentimento e un po' di morbidezza. Cosa fanno gli altri? Se va bene ai fuoco per regola zodiacale va bene anche agli aria, tranne chiaramente l'Acquario, proprio perché la Luna in Leone è opposta, quindi oggi Acquario è un po' che lasciano perdere, un po' emotivi, un po' distratti, mentre invece ne beneficiano moltissimo Bilancia e Gemelli, che invece ritrovano il savoir-faire, la verve, in termini comunicativi Gemelli, mentre invece in termini sempre un po' sentimentali la Bilancia. Terra e acqua cosa fanno? Toro, Vergine e Capricorno, come vedete anche dagli exit poll politici, assolutamente riprendono vigoria ed energia, quindi benissimo per Vergine che riesce a trionfare, e ci voleva perché la Vergine ha faticato tanto. Il Capricorno sornione guarda da un lato e tutto va secondo come aveva previsto. Il Capricorno in certe cose è un grande regista. E il Toro? Il Toro è un po' su di giri, per cui ottima la configurazione zodiacale, ma raccomando ai Toro di stare un po' calmi, di non essere avventati, avete sempre il pianeta Marte nei vostri gradi, quindi attenzione. Gli Acqua, allora, Cancro, Scorpione e Pesci oggi hanno delle notizie molto interessanti. Il Cancro arriva finalmente una proposta che può risolvere il suo eterno divario tra amore e lavoro, su dove stare, dove andare, cosa fare. Ebbene, cari Cancro, questo è il periodo giusto per cui si può avere una proposta molto valida. Scorpione, grande anticipatore, grande acutezza, con una Luna e con un Marte che assolutamente giocano dalla sua parte. A proposito di questo, lo Scorpione ha un progetto a lunga scadenza che vedrà realizzarsi nei prossimi mesi. I Pesci invece vogliono mantenersi sull'hic nunc e quindi decidere invece come utilizzare al meglio le carte che oggi passano di mano, e ci riuscirà assolutamente con una grande dose di intuito. E detto questo, cari signori, vi auguro un buongiorno e un'ottima giornata. Altrettanto a te, caro Marco, buona giornata e buon caffè. Allora, noi andiamo indietro nel tempo all'11 giugno, come oggi, del 67, quando Felice Gimondi ha vinto per la prima volta il Giro d'Italia, ripetendo il successo poi nel 69 e ancora nel 76. Gimondi è uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, che insieme a pochi altri, eccolo qua, bellissima anche questa immagine, insieme a pochi altri è riuscito a vincere la tripla corona, ovvero tutte e tre le grandi corse a tappa: Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta. 11 giugno del 1995 è stata una giornata importante per l'Italia, con ben 12 referendum abrogativi. Tuttavia, quelli considerati più cruciali, quelli riguardanti la legge Mammì, hanno visto prevalere il no. Questo significa che alcune regole rimangono invariate, come gli spot pubblicitari che possono continuare ad essere trasmessi durante i film in TV, e da qui Fininvest, l'azienda di Silvio Berlusconi, poté mantenere le sue 3 reti televisive. 11 giugno del 2002 gli Stati Uniti riconoscono Antonio Meucci come l'inventore del telefono con la risoluzione numero 269, strappando la paternità ad Alexander Graham Bell. Il riconoscimento ha un grande valore onorifico, ma non economico, in quanto i termini per qualsiasi rivalsa legale sono scaduti. Oggi vi sommergiamo con le notizie elettorali. Questa è una che riguarda l'11 giugno ma del 2007, quando in Francia, eccolo qua, Nicolas Sarkozy fa il bis, ha vinto anche per la seconda volta, primo quando è stato eletto presidente e poi questa volta con le elezioni legislative che vedono una inaspettata vittoria del suo partito centrista, diciamo, centrodestra. Con il 40% dei consensi ottiene il miglior risultato della Quinta Repubblica.
11 giugno del 2009, per la prima volta in Italia in visita ufficiale, Gheddafi arriva a Roma, lo vedete qui, fra montare la sua tenda a Villa Panfili, si sposta circondato dalle sue amazzoni e tiene appuntamenti sulla sua sulla sua divisa, una foto provocatoria. Numerose le proteste sostenute da Amnesty International, radicali, studenti ma anche professori della Sapienza. E chiudiamo salutando Irama, che ha vinto la 17ª edizione di Amici, da quel momento nel 2018, eccolo qua. Da quel momento la sua carriera è stata in ascesa, dopo Amici è pronto a conquistare uno dei palchi più importanti della musica italiana, quello dell'Ariston, si esibisce a Sanremo nel 2019 e nel 2021, ma è un'annata sfortunata, purtroppo per lui, come ricorderete, il Covid ha colpito un po' tutti, anche un suo collaboratore, costringendolo a partecipare soltanto con un video alle prove, ma il risarcimento avviene nel 2022, quando Irama torna sul palco di Sanremo con la sua canzone Ovunque Sarai e si classifica al 4° posto della finalissima, mancando il podio solo per un soffio. E adesso noi vi salutiamo qui, vi diamo appuntamento a domani, grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia!